famiglie, avanti satrotta prosadi, si sposò su carco, l'hanno iso beso su carco. In Sardegna per monti, mari e isole della Gallura. Per il 25° anniversario degli incontri, l'Anteas, l'associazione nazionale che raggruppa numerosi club italiani di auto d'epoca, compreso il sassarese Motori d'Epoca, ha scelto le coste e l'entroterra gallurese per esibire alcuni esemplari indimenticabili di auto d'epoca, come la Ferrari 340 TB, protagonista della fortunata serie televisiva dedicata a Magnum PI, o ancora la Pontiac di Supercar, per arrivare le italiane Lancia Fulvia, diversi e noti modelli di Giulietta, la Bianchina, la Prince, lucidissime Alfa Romeo e l'intramontabile tedesca Mercedes 190. Il corteo, composto da circa 60 automobili dannata provenienti da tutta Italia, ha sfilato per le vie principali di Golfo Aranci, Palau, Arzachena, Aggius, Tempio e Porto Cervo. Per il presidente nazionale e l'omologo sassarese, rispettivamente Lino Trotta e Giovanni Pala, la scelta di trascorrere il lungo ponte di fine maggio e inizio giugno nell'isola è stata dettata anche dal desiderio di portare un omaggio e un saluto ad una terra recentemente devastata dall'alluvione. Obiettivo del raduno, da sempre, è l'aggregazione tra regioni in modo da favorire lo scambio tra culture diverse, accomunate dalla passione verso le auto d'epoca. A fare gli onori di casa, a Palau, sono arrivati anche i tenores di Bitti, a testimonianza dell'ospitalità proverbiale che caratterizza il popolo sardo. Ed è al comune di Bitti, anch'esso flagellato dal ciclone Cleopatra e dimenticato dallo Stato, che hanno dato un contributo di solidarietà dell'Anteas. Un momento emozionante che anche i tenores, durante l'apprezzatissima esibizione, hanno sottolineato. Il loro canto, diventato patrimonio dell'UNESCO, è stato il valore aggiunto di questo raduno che ha consentito a centinaia di persone di conoscere una Sardegna diversa da quella mostrata nelle riviste patinate, un'isola capace di offrire e di offrirsi. Le splendide auto d'epoca sono ripartite ieri sera da Golfo Aranci dopo un'ultima e bellissima sfilata a Porto Cervo.